Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi e quanta gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'ultima fake news è durata lo spazio di un mattino, diciamo meno del famoso gatto in tangenziale, perché per qualche ora, voi sapete, tutto il mainstream, quello che in genere, per intenderci, applaude alle politiche all'insegna del tassa e spendi della sinistra, ha suonato l'allarme sul nuovo codice della strada, che avrebbe costituito una granuola di multe, megamulte, aumenti e sostanzialmente forme mascherate di tassazione contro gli italiani. Questo implicava a monte un impazzimento, come dire, del ministro competente Matteo Salvini, del partito della Lega, della maggioranza, perché sarebbe stata una cosa, come dire, chiaramente in direzione contraria alla ragione sociale del centrodestra, che è diminuire la vessazione storica che in questo paese grava sul cittadino. Poi succede che il codice della strada viene approvato in modo, tra l'altro, mentre fuori imperversava la polemica, molto agile in Senato, e abbiamo qui i punti principali. Non c'è nessuna vessazione, ci sono una serie di norme di buonsenso, di norme che pensate per arginare fenomeni che le stesse anime belle giustamente ci dicevano essere in cresta inaccettabile, come le stragi, ma andiamo a leggere, perché veramente per qualche ora è stata un'isteria fuori controllo. Punti salienti del nuovo codice della strada approvato in Senato. Stretta su alcol e droga al volante. Beh, questo mi pare, come dire, nessuno ancora dotato di neuroni e probabilmente non sotto l'effetto delle suddette sostanze può contestarlo, visto che si tratta di uno dei principali fattori che mettono a rischio la libertà e la vita altrui. Da banalissimi liberali, la nostra libertà finisce dove comincia quella altrui, diritto alla sicurezza e alla vita in primis. Poi basta monopattini selvaggi. Questo è veramente un provvedimento sacrosanto che potrà non piacere ai radical che hanno costruito un'ideologia, no, del monopattino, ma è una cosa sacrosanta. Ci sono stati incidenti anche pesanti, anche morti dovuti alla pratica del monopattino fuori controllo. I monopattini vanno regolamentati, serviranno targa, casco, assicurazione, cose banalmente, giustamente concrete, su cui è dura imbastire una polemica, francamente. Più sicurezza e prevenzione per i neopatentati, ci sarà un limite di cilindrata per i primi 3 anni di guida e sia corsi di educazione stradale a scuola. Anche qui montare una polemica contro il codice della strada leghista mi sembra veramente difficile. C'è poi un punto, questo sì anche di linea politica, proprio che ci fa felici: stop alla giungla degli autovelox. Cioè gli autovelox dovranno essere usati in modo sicuro, trasparente, riconoscibile, deve terminare l'abuso dello strumento come appunto modo surrettizio di fare cassa, lì sì vessando il cittadino automobilista, lì sì intrufolandosi indebitamente nei portafogli degli italiani. L'autovelox è uno strumento di sicurezza, non è una pratica diffusa per fare cassa. E questo è un provvedimento proprio di linea liberale, di trasparenza e non intrusione nei confronti del cittadino automobilista. Beh, stop cellulare al volante, ragazzi, fare polemica su questo è veramente dura. Se uscite da qui e prendete uno di estrema destra, uno di estrema sinistra, anche di pensanti, vi diranno che è una pratica folle che va combattuta, che è rischiosissima. C'è anche la sospensione immediata della patente, è uno dei principali fattori di incidenti attualmente. Quindi anche qui buon senso che si fa legge. E poi c'è il fatto, l'ufficializzazione, che chi abbandona gli animali è un criminale. Questo, come dire, mi sembra veramente difficile contestarlo. In primis da parte
delle anime belle che spesso flirtano con l'animalismo e provano più empatia per gli animali che per gli esseri umani. Noi non siamo tra quelli, ma riconosciamo che non si può abbandonare un animale e che il ritiro della patente anche in questo caso è giustificato. Inasprimento, ecco, l'unico inasprimento proprio codificato delle multe per chi parcheggia su posti riservati ai disabili. Questo mi sembra un inasprimento sacrosanto, perché si tratta di una pratica odiosa umanamente prima che di un'infrazione. Cioè è come dire togliere un posto riservato a una categoria di cui tu per fortuna non fai parte, uno sfregio umano prima che un'infrazione amministrativa, e quindi qui va benissimo inasprire perché sei tu che ti collochi fuori dalla convivenza civile. E poi ci sono maggiori tutele per motociclisti e ciclisti, diciamo le cosiddette due ruote, incentiva gli enti locali per installare guardrail cosiddetti appunto salva motociclisti. Anche qui veramente farci della politica e dell'ideologia mi pare veramente arduo. E quindi insomma l'ultima fake news, perché sapete che sull'onda della non notizia che la sinistra ha vinto in Emilia si vuole dipingere un governo allo sbando, in difficoltà o talmente fuori controllo da, come dire, capovolgere le proprie politiche. Niente di tutto questo. Il nuovo codice della strada è un provvedimento di lucidità, è un provvedimento di concretezza, è un provvedimento che su alcuni snodi, per esempio basta monopattini selvaggi e basta giungla degli autovelox, va nella linea politica auspicata, credo in primis dall'elettorato della Lega del Centrodestra. Non esiste nessuna polemica, anzi è un esempio di buon provvedimento. Aspettiamo la rivoluzione fiscale? Sì. Aspettiamo la rivoluzione della giustizia? Sì, ma non inventiamoci cose che non esistono. Il nuovo codice della strada è un buon provvedimento di governo. Grazie a tutti, a domattina.